tutti oggi, mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spianerà la strada a una stagione esaltante. Benvenuti allora al primo appuntamento del campionato mondiale Formula 1 di quest'anno. Oggi gareggeremo lungo i 5.300 metri del magnifico Bahrain International Circuit. Tenete d'occhio i piloti che bloccano l'anteriore sinistra nella difficile zona di frenata della curva 10. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Starting grid. Il campione del mondo, Max Verstappen, parte dalla pole position, appena davanti a Sergio Perez che parte... Vabbè, sono cose abbastanza simili. Comunque, ragazzi, la nostra livrea si ispira ovviamente alla Minardi del 2000 telefonica, la mia preferita, quella di Gaston Mazzacane e Marc Gené. Veramente già delusi ai Minardi perché arrivano in Formula 1 con tanti investimenti e tanti soldi. Il Kuma è già ultimo, perfetto. E comunque il Kuma è le quote di maggioranza, eh. Voleva chiamarla Ardit e Minardi GP, ma alla fine ha optato per Minardi F1. Veneziano non ci mette il nome, ma ci mette la faccia guidando. Di merda, ma guidando. Ok, va bene. Io direi che per il Bahrain questa è la strategia più appropriata. Vai. Adesso è tutto uguale, credo. Mentre inizia il giro di formazione, ogni pilota pensa sicuramente di dare il via alla propria stagione con 11° Mansell, scusate. garantirsi un ottimo avvio sin dall'inizio del campionato. C'è tensione nell'area veneziana, ha detto che in 2 anni vuole vincere il titolo mondiale, il titolo costruttori e anche il titolo di pilota più sexy della griglia. Staremo a vedere. Siamo quasi pronti al via mentre le auto... Il giro di formazioni è... Vai ragazzi che si ricomincia. F1 2023, si parte con la Minardi che torna in Formula 1. Go. Ho difficoltà nel frenare, non capisco se c'è qualche cambiamento o qualcosa, ma so solo che faccio una fatica abissale. Subito, mamma mia. Ok, non ho danni per fortuna. Pian pianino ragazzi, pian pianino. La macchina è buona, non è assolutamente una macchina da ultime posizioni, eh. Mamma, Madonna, mi slitta da morire. Ok. Previsioni meteo. Ma no. Non so perché non mi va la parte microfono. Non devo andare ai box. Che fatica che faccio a tenerla. Ok, 14°, 19°. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Fastest di Sergio. Bollettino meteo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Ok. Pian pianino, raga. Pian pianino. Siamo 17°. Con una macchina da metà. Yellow flag. Subito yellow flag. Safety car subito. Non ci voglio credere. Bandiera rossa subito. Non ci credo. Subito red flag. No, vabbè, no, non ho parole. Non ho parole. Subito bandiera rossa. Incredibile. Sospensione del giro di partenza gara 4. E quindi lui mi dice che posso andare di... Vabbè, a sto punto sì. Che figata! Vabbè. Sembra un po' un déjà vu,
ma abbiamo una buona occasione per ripartire con il piede giusto. Dai. E si riparte, ragazzi, neanche adesso, ragazzi, è il tramonto. Non si è ritirato nessuno, però, sì. Non ci credo, mamma mia. Subito red flag, incredibile. Vediamo una cosa. Sì, ritirato Russell e Alfonso, ragazzi, incredibile, sì sì. Tanti hanno cambiato gomma, immagino. Sì. Danno fatale, vabbè, qua i miei, vabbè, sappiamo. Incredibile, incredibile. Ci ritroviamo 12esimo, subito bandiera rossa. Ma mi supera molto bene Gasly, purtroppo. Sembra un déjà vu. Non ho messo nessuna mod, ragazzi, ovviamente il gioco è uscito da un minuto. Subito red flag. Con 2 ritiri anche eccellenti. Attenzione, ancora bandiera gialla, ragazzi, sto vedendo il finimondo oggi. Bandiera gialla. Siamo su GP4, no? Qualcuno ha problemi per Norris. Calma. Lo prende tanto la mano, raga, Ok, via libera. Problemi per Lando. Che vogliamo divertirci quest'anno. Attenzione, attenzione, attenzione. Prende la scia il veneziano. Mamma mia, mi chiude bene. Sono abituato a giocare col joystick, con la tastiera ormai. Buono, grande sorpasso, grande Kume. Stiamo cominciando a prendere ritmo. Attenzione Magnussen. Mi chiude molto bene Kevinone. Subito bandiera rossa. Detriti mostruosi in pista. Ben fatto, hai conquistato una posizione. È una posizione, ragazzi, quest'anno voglio divertirmi, quindi ho scelto di avere una macchina già molto più competitiva perché sinceramente ho anche GP4, non voglio stressarmi. Poi rischio di non finire più le serie come gli ultimi 2 anni, che avevo Formula 1, l'ho pagato pochissimo, l'ho giocato. Starting grid. Scusa perché non mi va il microfono, porca miseria. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Che bello, sono più contento col DRS consentito. Abbiamo Piastri davanti. Ritorna alla Minardi in F1, ragazzi. La cosa è ufficiale. C'è Bagar davanti con Mansell. Così usiamo un po' anche le icone, ma Fantozzi Villeneuve mi gasa. Forse non so se hanno già sistemato sto bug. Siamo attenti che qua non è come GP4, qua il primo contatto è danno. Attenzione, attenzione, Oscarone, Oscarone. Ah, lungo, 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 vai, vai, vai. Purtroppo Piastri mi riprende la posizione. Errore di valutazione, Kumendiano.
Cos'è sta nebbiolina? Non so se è una roba che ho settato male graficamente o è normale. Collisione? Ma dove? Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 2,9 secondi. Vai raga, vai raga. Dopo vediamo chiaramente se c'è da alzare un po' il livello, lo alziamo della difficoltà. Questa è la prima gara. Aspetta, avevo una macchina da centro classifica, ho scelto l'opzione 2. C'era macchina retrovie, macchina centro, macchina prime posizioni. Se adesso vinciamo ovviamente alzo un po'. Se rimaniamo così al massimo sesti, quinti, possiamo anche tenerlo sinceramente. Vediamo che non abbiamo flashback. Dato che noi abbiamo le soft, gli altri hanno le medie, quindi è normale che stiamo anche pompando. Che sarà uno sviluppo veloce, uno sviluppo importante, tanti milioni, perché ci sono i milioni di Veneziano e i milioni della Minardi. Pronti a portare la Minardi ai vertici in pochissimo tempo. Attenzione qua. Gasly ci prova. Veneziano chiude bene. Yellow flag, yellow flag. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 3,1 secondi. Yellow flag. Attenzione. Leclerc fuori, Leclerc fuori. Siamo ottavi. Perderò forse 1-2. Cazzo, no, perderò parecchio, ho paura. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. No. Non ci credo. Non ci voglio credere. Mamma mia, cosa ho rischiato. Cosa ho rischiato, signori? Siamo 12esimi. Va bene così il livello comunque, ragazzi, nonostante una macchina da centro classifica, quindi sulla carta, punti sempre sicuri. Siamo fuori dalla zona point. E ci sono stati anche tanti ritiri. Calma. Sono le gomme fredde. E vediamo se riusciamo a riprenderci i punticini, almeno un punticino irridato. Mansell sta andando molto molto bene. Mansell è anche un pilota fenomenale. L'obiettivo è portare Senna alla Minardi come voleva andare nell'ultimo anno di carriera, l'aveva promesso. Ma purtroppo il destino ha voluto tutt'altro. Purtroppo. Vai Come, devi spingere adesso però. Capisco se sto effetto qua è un effetto di io ho messo tutto al massimo ovviamente. No, sto effetto penso sia voluto a sto punto. Comunque una macchina iBox, una Williams iBox, quindi devo superare almeno Hülkenberg se voglio la zona point. È un'impresa possibile perché siamo più veloci dell'asse. Alcune informazioni su Stroll. Me le dici? No, non me le dice però, solo le informazioni. Che bello. Speriamo perché Stroll è davanti a noi, quindi... Se Stroll ha problemi sono contento. Andiamo a prenderci Nicolino Hülkenberg. No, Stroll è dietro di noi però, avrà problemi per Stroll, sì, ma è dietro di noi. Vai. Riprendiamoci la zona punti. Però ero settimo, cavolo. Perso molto.
perso molte posizioni. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte. 3,4 secondi. Abbiamo Magnussen che ha le hard, però. Quindi sulla carta siamo più veloci. Macchina migliore, gomme migliori, vediamo. Tutti secondo me hanno fatto le soste, quindi ora possiamo superare solo in pista. Adesso sei nella top 10, continua così. Ho fatto anche il mio miglior giro. Bisogna spingere questa Minardi motore Ferrari. Due secondi e 9 da Hülkenberg. Non so se tutti hanno fatto la sosta, onestamente. Stiamo anche recuperando qualcosina. Il ritmo c'è. Dai Venezianone, siamo tornati a bomba. Questa è una curva presa malissimo. Qua perdo parecchio purtroppo. Dai, tanto è già un buon vantaggio. Siamo proprio a sandwich tra le due asse. Ovviamente nessuno ai box. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Sì, lo so. Si può prendere Hülkenberg. Già Bottas la vedo dura. Stiamo rosicchiando su Magnussen. Stiamo arrivando. Buono. E abbiamo perso di nuovo però. Perdiamo, recuperiamo. Perdiamo, recuperiamo. Uno e 5, qua recupero bene, qua recupero bene. Dai, che può essere nostro. Il nono posto. Dobbiamo arrivare in zona DRS. Ok, siamo sotto il secondo. Adesso con calma, siamo più veloci, non serve rischiare troppo. Ci pigliamo la nona position. Mamma mia. Dai, dai Kume. Ok, DRS preso ovviamente. Siamo ancora distanti. È che non voglio fare errori.
buono, 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 ce lo pigliamo, ce lo pigliamo. Saluti a Kevinaccio Magnussen. Molto bene. Una posizione Bottas la vedo difficilissima. Vince Max stranamente. Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain. Questo qualcuno mi può dire se è normale, diciamo, questo effetto nebbia che c'è qui in Bahrain. Lo vedo un po' marcato rispetto al solito. Dai raga. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Volevo tenerlo ormai il nono posto. Attenzione, non adesso, per fortuna no. Ottimo, nono posto nella prima tappa del mondiale della prima stagione. Yes. Diario di festa al box oggi, dopo una fantastica vittoria qui a Sakhir. Mamma mia. Applauso va fatto a tutti i membri della scuderia. Red Bull chiaramente di un altro pianeta ancora per il momento. Davide, cosa pensi sia stato il fattore decisivo per la vittoria di oggi? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Mi fa piacere. Vittoria, direi che il passo è stato breve. Ed ecco i vincitori. Ecco di qua oggi. Max. Una Red Bull sempre più sugli scudi ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Di sicuro Doppietta Red Bull, mamma mia, può essere fortissimi. orgogliosa della vittoria. Gigi terzo. Coppa per Max. Signori, champagne. E finisce qua. La classifica con un Nigel Mansell in quinto, Veneziano nono, molti ritirati. 4 Leclerc, Norris, Russell, Alonso e addirittura già red flag, bandiera rossa. Questa è la classifica, ovviamente. E buono, siamo già quinti con la costruttori. Avanti. Bene. Tutto molto regolare. Dai, 2 punti importantissimi la prima gara, punti anche per Mansell. La macchina c'è, non è una macchina scarsa, tutt'altro. Molto bene, allora L'hai gestita bene. bene, mi fa piacere. Ok raga, un saluto del comandone veneziano. Al prossimo video. Ciao! Raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Siamo su F123, quindi dopo il GP4 ci sarà anche Formula 1. Siamo con la carriera scuderia. E ragazzi, è tornata la Minardi, perché basta il GP, mi ha rotto le palle. Torna la Minardi F1, è proprio rinominata Minardi F1. Però ragazzi, gli investimenti sono importanti, quindi non si partirà da una squadra scarsa, ma da una squadra che già punta a arrivare a metà classifica e fare anche bei piazzamenti. Anche se siamo 22esimi, perché Fiori c'è abituato al GP4, non so più minimamente giocare a sti F1 qua, cioè molto bene la cosa, molto bene. Infatti, come compagno di squadra abbiamo Nigel Mansell, siamo riusciti a prendere già Mansell perché avevamo scelto, diciamo, siamo una scuderia da metà classifica, quindi potevamo fare degli investimenti. Voglio far vedere una cosa, vediamo se riusciamo a farla vedere. Aspetta un attimo. Dove sarà? No, non la posso vedere da qua. Da qua non me la fa vedere. Insomma, comunque Jacques Villeneuve si chiama Fantozzi Villeneuve. Cioè, una cosa abbastanza scioccante, oserei dire. Però va bene, insomma. Cioè, ci sta. Come possiamo vedere, abbiamo Minardi F1 con Nigel Mansell e il Cume. Classifica costruttori, la Ferrari prima perché ha 0 punti, molte le altre. Almeno qua la Ferrari prima, perfetto.
Niente, buon raga, quindi andiamo, partiamo ultimi, non sono più capace a fare un cazzo, la cosa è ufficiale, sempre il 50%, difficoltà siamo su difficile perché devo un attimo prendermi la mano, ma le cose non stanno andando nella maniera più corretta, se così si può dire, quindi prevedo una prima gara veramente disastrosa, anche se il Bahrain è una gara favorevole. Siamo in Bahrain, siamo in Bahrain. Da quest'anno c'è anche la bandiera rossa, vediamo se la riusciremo a beccare qualche volta. Speriamo non sia buggata. Sappiamo che non ci sarà lo sdoppiamento dei piloti in caso di safety car per motivi che, vabbè, sono abbastanza discutibili. Praticamente problemi di multigiocatore, robe così. Cioè, sinceramente, chi cazzo se ne frega del multigiocatore? Vabbè.